Buonasera e ben trovati al Palarmeni di Follonica per la terza giornata di campionato di Serie A2 in pista Irion Follonica e Forte dei Marmi. È il vostro Cristian Moda che vi parla, qui ancora dalla postazione anche oggi da solo, e appena la regia ci manda le formazioni leggiamo le formazioni insieme. In pista le ho già lette. Ecco le formazioni: l'Irion Follonica scende in pista con il numero 10 Mattia Andreoni, il numero 9 Filippo Galgani, il numero 2 Alessandro Frare, il numero 4 Edoardo Fabbri, il numero 5 Gabriele Talarico, il numero 6 Luca Esposto, il numero 7 Alessandro Saitta, il numero 8 Marco Premoli, il numero 1 Elia Riva, il numero 3 Alessandra Agresti, allenatore Carlo Gucci. Il Forte dei Marmi, il numero 22 Lorenzo Giovannelli, il numero 10 Giulio Bacci, il numero 4 Brando Del Medico, il numero 7 Diego Caraques, il numero 8 Fabio Lossi, il numero 9 Edoardo Picciarelli, il numero 17 Piercarlo Cacciaguerra, il numero 1 Raffaello Ciupi, numero 6 Francesco Berzonelli, il numero 78 Tommaso Giovannelli, allenatore Andrea Facchini. Arbitrano la partita i signori Gadaleta e Pierfrancesco Montomoli. Tutto pronto per il fischio iniziale. Ovviamente, come di consueto, la pallina del via la batterà la squadra ospite. Il numero 4 Edoardo Brando Del Medico. Tutto è pronto e si parte. Subito il Forte dei Marmi al tiro con Giovannelli. Numero 7 Kerkes. Gira per il compagno Cacciaguerra, però l'arbitro ostacola la pallina e si riprende con la messa in gioco del Forte Marmi. Ancora il Forte del Marmi che gira palla con Kerkes. Del Medico per Cacciaguerra. Cacciaguerra punta Edoardo Fabbri, che però non si muove, quindi tiro accompagnato, niente di pericoloso. Ancora il Irion Follonica a questo punto in contropiede con Edoardo Fabbri da Galgani al tiro. Galgani a mezzo metro dal palo di destra del portiere, nulla di fatto. E allora ancora il Follonica con Agresti per Saitta. Carlo Gucci si è affidato come primo quintetto con Fabbri, Agresti, Galgani e Saitta. In porta Androni Mattia. Ancora il Forte dei Marmi con Cacciaguerra per Caraques. Stavolta Del Medico, ancora Cacciaguerra, Caraques, ancora Caraques, va al tiro accompagnato ancora e Andreoni respinge il guantone. La palla arriva da Agresti e dà una bella palla per Galgani che subito la lascia a Saitta. Palla di ritorno, ma Galgani non è pronto a battere in porta e nulla di fatto. Ancora l'Irion Follonica con Agresti, gira palla. Fabbri in accelerazione, scambia con Saitta. Gira Saitta, va Saitta con Galgani. Galgani a Fabbri. Fabbri da solo, si ferma perché Giovannelli gli sbarra la strada. Allora da Agresti. Agresti cerca di dare dare palla a Galgani, però è intercettata da Cacciaguerra. Nulla di fatto per l'Irion Follonica, quindi il Forte Marmi riprova a costruire il gioco con Cacciaguerra. Cacciaguerra la dà a Giovannelli a Caraques. Caraques punta la porta, va al tiro Caraques, ma è pronta Andreoni a respingere con il guantone. Ancora il Forte Marmi però conduce il gioco con Giovannelli attaccato da Agresti.
non riesce a lasciare lì Agresti, allora è costretto a dar via la pallina il numero 78 del Forte dei Marmi, e quindi Kerekes subito per Cacciaguerra. Cacciaguerra ancora in possesso di palla, va per Kerekes a Giovannelli. Giovannelli va al tiro di rovescio, intercettato da un giocatore dell'Iren Follone, che allora Saitta cerca di uscire gioco, dà la palla a Fabbri marcato da Cacciaguerra, riesce il giocatore del Forte Marmi a portare via la pallina, e allora si riparte ancora con il Forte dei Marmi, con Del Medico. Del Medico mette in mezzo una palla che però ha fatto buon guardia sia Galgani che Andreoni in porta, nulla di fatto. Ancora Saitta dietro porta per Fabbri lungo la sponda dietro per Agresti, va in accelerazione Agresti da solo, trova lo spazio ma lascia la pallina per Saitta, allora Saitta a Fabbri, non riesce il controllo di Fabbri, e allora il Forte Marmi torna ancora in possesso palla, ma Agresti è più svelto di Kerekes e si riparte sempre con l'Iren Follonica. Sono passati 5 minuti, azioni importanti non ce ne sono state, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0. Gira palla all'Iren Follonica con Saitta, attaccato da Giovannelli e Cacciaguerra, riescono ad ottenere l'infrazione di 5 secondi. Ancora Agresti controlla il Forte dei Marmi con Del Medico. Kerekes va al tiro al volo, respinge Galgani che dà subito a Saitta, attaccato da Kerekes. Saitta perde palla, 3 contro 1, Fabbri, bravissimo Fabbri a impedire il passaggio di Kerekes o ai due compagni in area, però è sempre il Forte dei Marmi a condurre il gioco, con Del Medico per Kerekes, per Giovannelli controllato da Fabbri, la dà Del Medico a Giovannelli ancora, scusate, Cacciaguerra Kerekes mette in mezzo una palla con un tiro accompagnato, ma Saitta la controlla e la porta via e innesca subito in contropiede. Agresti si ferma perché non trova spazio, scambiano ancora i due, poi la palla arriva a Fabbri, Forte dei Marmi però riprende il contropiede con Cacciaguerra per Kerekes. Giovannelli controllato da Fabbri, salta Giovannelli, Fabbri ci prova, arriva subito il rigore perché Fabbri ha strattonato per il braccio al momento del tiro il giocatore del Forte dei Marmi, e quindi nulla di fatto. Protesta Carlo Gucci con l'arbitro. Parte subito sul tiro Giovannelli, pronto Andreoni, ricordiamo, va al tiro e passa la pallina sotto il portiere che salta e la pallina gli passa sotto e si va per l'1-0 del Forte dei Marmi. Stavo dicendo che da quest'anno ricordo ancora che il rigore può essere tirato diretto come ha fatto Giovannelli in questo momento, oppure tentare il dribbling al portiere come la punizione di prima. Agresti intanto per l'Iren Follonia, però è subito fermato da Kerekes. Ancora Agresti però caparbiamente cerca di prendere pallina, ma Kerekes gliela riporta via e va al tiro. Ancora l'Iren Follonia con Fabbri, Galgani punta, Kerekes si trova in area, Galgani con una pallina lì, para
Ciupi. Ancora il Forte dei Marmi, momento di confusione per un attacco dall'altra. Allora lì porta via Galgani la pallina. Giovannelli lo tiene alto però, e allora è costretto Galgani a mandare via la pallina, e allora il Forte dei Marmi riprova a costruire gioco ancora, sempre con Cacciaguerra. Cacciaguerra a Giovannelli. Ancora nessun cambio in nessuna delle due squadre. Gli allenatori controllano sempre i giocatori iniziali. Fallo di Andreoni. Primo fallo segnato al Follonica. Dopo 7 minuti di gioco, 1-0 per il Forte dei Marmi, un fallo a 0 invece per il Follonica. Forte dei Marmi con Giovannelli, va al tiro potente ma non preciso, passa sopra la traversa e quindi rimbalza sulla rete. L'Irion Follonica riprende palla con Saitta che cerca di servire Fabbri, che però non riesce a intercettare la pallina. Ci riesce invece Giovannelli, che subito va in contropiede, si ferma perché Saitta lo ostacola e quindi Forte dei Marmi è costretto ad arretrare, girare palla con Giovannelli. Kerkes, Giovannelli serve Kerkes che era entrato nella difesa dell'Irion Follonica, ma è stata attenta la difesa con Galgani, che recupera palla e la porta in su verso la porta avversaria. Scarica dietro per Fabbri, Fabbri la dà a Talarico, è entrato ora in campo, ma il Forte dei Marmi, fortunatamente Giovannelli altruista, era da solo davanti alla porta ma voleva servire il compagno e Talarico ci ha messo la stecca. Fallo del Follonica. E allora il Forte dei Marmi con Giovannelli. Giovannelli tenta un alzo e schiaccia, un tiro al volo ma nulla di fatto. E allora Galgani per il Follonica. Fabbri incrocia con Talarico. Talarico ad Agresti. Agresti punta del medico ma è costretto a dar via la palla, la dà a Galgani che poi serve Talarico. Talarico cerca azione individuale. Fallo sul numero 5 del Follonica. Arriva il primo time out chiesto dall'allenatore Andrea Facchini del Forte dei Marmi. Come potete vedere dall'inquadratura del nostro cameraman Andrea Burgio, le indicazioni che Facchini dà ai suoi ragazzi. Ricordiamo che in classifica, terzo giornale di campionato, l'Irion Follonica a 0 punti, sconfitta sia da Camaiore che Sarzana, mentre il Forte dei Marmi ha 3 punti. Si riparte con l'Irion Follonica con disattenzione, fortunatamente Galgani riesce a portare via la pallina, era per un pericolosissimo contropiede. Agresti riesce a recuperare palla da Galgani. Talarico ancora per Agresti. Fabbri lungo la sponda per Talarico per Galgani. Galgani si ferma, torna indietro Galgani marcato da Giovannelli, lascia lì Giovannelli da solo, sono due ma riesce
l'intenzione era buona, ma ha fatto buona guardia Cacciaguerra, ha impedito il passaggio per un Talarico da solo davanti alla porta. Avrebbe avuto veramente facile il tiro in porta e quindi nulla di fatto ancora per l'Irion Follonica. Partita abbastanza equilibrata, azioni da una parte e dall'altra non clamorose, i portieri non sono stati chiamati a grandi interventi. Forte De Marmi con Cacciaguerra sbaglia palla, Talarico attacca, ma Del Medico porta via la palla e la scarica a Kerekes quando mancano 5 secondi alla fine dell'azione di gioco. Arriva il tiro dalla distanza, quello di fatto è l'Iren, torna in contropiede con Galgani, servito da Agresti, si trova da solo a tu per tu col portiere, ma colpisce l'estremo difensore. Stessa cosa per Giovannelli, mi pare è andata al tiro e ha scattano ancora i 5 secondi per l'Irion Follonica, quindi si riprende da un rimessa in gioco per il Forte De Marmi. Intanto nel Forte De Marmi è entrato il numero 22 Giovannelli Lorenzo. Talarico, tanto Talarico da Fabbri, da solo Fabbri davanti alla porta, non riesce a piazzarla e allora il Forte De Marmi con Giovannelli Tommaso stavolta. Due Giovannelli in pista, sia Tommaso che Lorenzo. Talarico da solo, va Talarico da solo, fermato da Cacciaguerra. Cacciaguerra la dà a Giovannelli Lorenzo, che la dà scusate, Giovannelli Tommaso la dà a Lorenzo Del Medico. Cacciaguerra, ora Lorenzo, Giovannelli Tommaso la dà a Cacciaguerra, che voleva servire Del Medico, intercettato però da Premoli. Intanto è entrato tra le file del Follonica ancora Galgani, che serve appunto Premoli, cerca una palla di ritorno intercettata però da Giovannelli Tommaso, che scambia con Giovannelli Lorenzo, che va al tiro accompagnato, ma Andreoni è pronto a respingere. E allora Cacciaguerra per Del Medico, ancora Cacciaguerra, serve Giovannelli, bellissimo lo scambio tra i due del Forte De Marmi, ma non precisa la conclusione come i passaggi. E allora però sbaglia l'Iren, va contropiede Giovannelli, che va al tiro accompagnato, non preciso fortunatamente per il Follonica. Risultato sempre fermo per 1-0, arriva il time out stavolta del Follonica da Carlo Gucci, probabilmente non è contento delle disattenzioni difensive. Se ci fate rivedere le ultime 2 o 3 azioni, vediamo che il Forte De Marmi riesce a gestire la palla molto più facilmente rispetto al Follonica. Qui vediamo l'azione del Forte De Marmi con i due Giovannelli, poi Cacciaguerra che mette in mezzo una palla, riserve subito, se non sbaglio era Del Medico, aveva servito subito come in questo caso. Si è visto la difesa non riesce a controllare i giocatori del Forte De Marmi, però fortunatamente manca un pizzico di precisione sotto porta e quindi il risultato rimane invariato, sempre fermo sull'1-0 grazie al rigore battuto da Giovannelli Tommaso. Si riprende con la rimessa in gioco del Follonica, arriva al fallo su Esposto.
gira il Follonica con Saitta per Premoli, marcato da un Giovannelli, cerca dalla palla a Premoli ma sbaglia, arriva all'altro Giovannelli e ancora una volta azione pericolosa del Forte dei Marmi, ancora poca precisione, ancora distrazione della difesa del Follonica, non riesce a tenere palla, il Forte dei Marmi se ne approfitta, ma fortunatamente manca quel pizzico di attenzione e di precisione sotto porta per i giocatori di Facchini. Allora ancora Giovannelli tenta il tiro ma Saitta ci mette la stecca. Giovannelli Lorenzo per Tommaso e allora Cacciaguerra per il numero 8 Lossi, tanto esce la pallina, pronta a rientrare in pista Kerekes, esce Cacciaguerra. Saitta esposto per il Follonica, ha esposto, scambia ancora con Saitta, Saitta controllato da vicino da Giovannelli, passa la palla esposto che però non controlla e piano piano il Forte Marmi torna in possesso di pallina, scambia con Giovannelli che mette dietro per Kerekes che ancora una volta fortunatamente per il Follonica non è pronto, però stavolta il gol arriva dopo tutte queste azioni davanti alla porta. È arrivato il gol del Forte dei Marmi da Giovannelli, se rivediamo come si suol dire picchia e mena, piano piano il gol arriva e qui ci siamo in questa condizione perché come avete visto tante volte si sono trovati davanti alla porta. Sentite le urla del portiere del Forte dei Marmi. Dell'allenatore, scusate. Non soddisfatto della precisione dei suoi ragazzi davanti alla porta. Ancora Giovannelli attaccato da esposto. Scarica dietro per l'altro Giovannelli, Saitta cerca di fare ordine, dare la palla a Premoli che va tutto indisturbato fino a che non si trova davanti Lossi. Tallarico al tiro abbastanza innocuo perché il laterale non riesce a prendere la porta e il portiere respinge. Ancora Kerekes servito da Giovannelli Tommaso, girano palla i due giocatori versiliesi. Va Giovannelli Tommaso in accelerazione, Premoli perde il numero 78, cade sulla finta Premoli di tiro e Giovannelli porta via la palla e va la palla in porta. Rivediamo dalla regia il replay, vedete Giovannelli va da solo, finta il tiro, Premoli ci cade in pieno e Giovannelli lo lascia lì, se ne va. Semplice mettere in porta e sono 3. Liren Follonica cerca in qualche modo di subito reagire, commette fallo esposto per il Follonica. Ancora attacca Saitta, Giovannelli commettendo fallo. Tallarico per Saitta. Saitta lascia Lossi. Va al tiro Saitta, alto sopra la traversa. Si riprenderà con la rimessa in gioco per il Forte dei Marmi.
Ancora Giovannelli Tommasio, regista di tutta la squadra, riesce a costruire le azioni dando palla una volta a Kerekes e una volta a Cacciaguerra. Intanto Lossi per l'altro Giovannelli, scambiano Lorenzo e Tommaso. Sbaglia però stavolta Giovannelli, Saitta ne approfitta subito, mette in mezzo una palla e arriva Talarico, bravissimo Ciupi a respingere i due attacchi, tra l'altro i due tap-in, uno di Talarico e l'altro, se non sbaglio, di Esposto. Ancora Talarico riesce a portare via la palla, la dà a Galgani che va al tiro, respinto però dagli sparastinchi del giocatore Forte Marmi. Giovannelli allora a quel punto riporta via la palla anche lui in attacco, va per tirare, la pallina va fuori dopo la respinta del portiere. Ancora il Giovannelli al tiro, ancora il Forte dei Marmi, pericoloso davanti alla porta, respinge con i Cosciale, allora però Talarico in contropiedi da solo, scivola Talarico, ma la palla è sempre del Follonica con Saitta. Ancora Saitta mette in mezzo una palla bellissima per Galgani e ancora una parata strepitosa di Ciupi che riesce a respingere l'attacco di Galgani. Fallo del Follonica, 3 falli per il Follonica, 2 per il Forte dei Marmi, quando mancano 7 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo, risultato per 3-0. Saitta riceve un'ammonizione, sinceramente non so spiegarvi perché, stavo guardando il tabellone e non me ne sono accorto. E allora Giovannelli per Kerekes, per l'altro Giovannelli, va Tommaso al tiro dalla distanza, non prende lo specchio della porta, fallo di Kerekes su Esposto, si pareggia il conteggio dei falli. Ancora Esposto per Galgani, Galgani dalla distanza, tiro sinceramente incomprensibile. Giovannelli ancora, para Andreoni ed Esposto cerca di servire Talarico ma Kerekes intercetta e ancora una volta è Giovannelli che la dà all'altro Giovannelli, poi Talarico va al tiro e ancora il Forte dei Marmi però con sia Lossi che Giovannelli Lorenzo, va al tiro Giovannelli Lorenzo ma Esposto riesce a portare via la palla, troppo agitazione a mio avviso tra le fila del Forte dei Marmi, non si ragiona, si cerca subito di andare in contropiede quando a volte sarebbe il caso di fermarsi e ragionare e girare palla. Si cerca subito l'uomo, il passaggio lungo e si perde palla e niente di fatto. E si fa solo il gioco del Forte dei Marmi. Giovannelli per Kerekes, va Kerekes e la pallina si infila tra le gambe di Andreoni. Rivediamo il replay, la pallina proprio si infila tra le gambe, disattenzione dell'estremo difensore del Follonica, perché un gol così
Intanto si è il time out richiesto dai giocatori, dall'allenatore del Forte dei Marmi. Rimessa in gioco per l'Irion Follonica da centropista dopo il quarto gol del Forte dei Marmi. Ora Galgani per Fabbri, poi Talarico. Non controlla nel migliore dei modi Saitta, infatti la pallina riesce fuori dalla pista. Ancora Giovannelli Tommaso per il Forte dei Marmi. Ancora il Forte dei Marmi davanti alla porta con Cacciaguerra, ma il Follonica riesce a portare via la palla con Talarico che va al tiro non preciso, e allora ancora il contropiede del Forte dei Marmi con Cacciaguerra per il nuovo entrato, il numero 6 Bezzonelli. Ancora Fabbri in possesso di palla, porta via Falma al Caraches che riesce a portare via la pallina al numero 4 del Follonica. Aveva cercato Cacciaguerra di servire Caraches con un diagonale ma non ci è riuscito. Fallo stavolta del Forte dei Marmi. Ed ora Galgani, Fabbri, Talarico attaccato da Cacciaguerra, riesce in qualche modo ad arrivare in area. Ancora la palla in possesso di Talarico, sbaglia Talarico e innesca il contropiede con Caraches che da Giovannelli, da dietro arriva di tutta rincorsa Berzonelli che non controlla bene fortunatamente, quindi arriva il blu per Talarico. E arriva la superiorità numerica per il Forte dei Marmi con Talarico, Cacciaguerra sulla pallina dietro a Giovannelli. Ancora Cacciaguerra, ancora Giovannelli, va al tiro dalla distanza Giovannelli, intercettato cerca di rinnescare il contropiede ma il Forte dei Marmi è più rapido, sfruttando appunto anche la superiorità numerica. Giovannelli gira palla per Cacciaguerra per Caraches, esce dall'ingresso dall'area del medico nel frattempo, riesce però Saitta ad intercettare e interrompere la trama offensiva del Forte dei Marmi, anzi a innescare anche un contropiede a Galgani che si trova da solo contro due. Troppo
Galgani e quindi Forte dei Marmi facile porta via la pallina. Kerekes va al tiro accompagnato, prende la traversa, nulla di fatto. Ancora Fabbri cerca di scavalcare, ci riesce, Del Medico da solo. Fabbri che va in velocità, ovviamente basta toccarlo con la velocità lì e cade. Il Forte dei Marmi si trova stavolta in netta superiorità e arriva al gol. 5-0 per il Forte dei Marmi, che ha sfruttato la superiorità numerica dovuto anche a una ripartenza veloce. Intanto in difficoltà il numero 10 del Follonica, allora ci riprova ancora il Follonica, perde palla, ancora il Forte dei Marmi. Gira palla, Cacciaguerra per Giovannelli, va al tiro intercettato da Filippo. Galgani ancora in power play, ancora pochi secondi per power play. Tiro dalla distanza, Saitta respinge e controlla, cerca di fare il possibile per rientra, si ristabilisce la parità. Ancora il Forte dei Marmi, gira palla con Cacciaguerra, arriva il cartellino, vediamo il colore blu per Fabbri, vediamo anche molto probabilmente per molto probabilmente per un vediamo il time out richiesto da Carlo Gucci, stando indicazione suoi, ancora altri 2 minuti di power play, ormai finiamo il primo tempo, sul punteggio di 5-0 per il Forte dei Marmi. Vediamo se va adesso. Gira ancora palla il Forte dei Marmi,
Va al tiro Kerekes del medico, riprende la respinta, ancora continua a girare a quadrato il Forte dei Marmi, ma Saitta riesce a fermare il gioco e va in accelerazione Galgani da solo, giusto per far passare il tempo, perché così diciamo non riesce ad essere pericoloso in Follonica, anzi tutto il contrario, e infatti arriva il sesto gol. Queste ripartenze così solitarie servono soltanto, a mio avviso, a poco e niente. È già il secondo gol che si prende in questo modo. Punteggio pesante, finito il primo tempo. Il portiere del Forte dei Marmi è stato chiamato in causa un paio di volte, a due belle parate su tiri di Talarico, mi pare, Galgani, ma posso dire che la partita in questo momento l'ha fatta completamente il Forte dei Marmi, indipendentemente dai 4 minuti consecutivi di power play. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo e ancora Saitta che scivola stavolta, concedendo ancora un'occasione al Forte dei Marmi. Spazza via la pallina Galgani, cercare di far passare i 10 secondi finali. E allora ancora arriva la sirena, il Follonica rientrerà con altri credo 10-15 secondi di power play a favore del Forte dei Marmi, il punteggio fermo sul 6-0, 4 falli per gli ospiti, per il Forte dei Marmi e 3 per il Follonica. Noi andiamo a bere un bicchiere d'acqua e ci sentiamo all'inizio del secondo tempo. Un saluto a tutti.
Siamo pronti per l'inizio della ripresa con il Follonica che dà il via con Galgani, subito Saitta. Azione Saitta, ma il Forte dei Marmi torna in possesso di palla, sempre col solito Giovannelli che va al tiro. Allora Cresti per il Follonica, Cresti a Fabbri, Fabbri a Galgani, attaccato da Kerkes, scambia con Saitta, perde palla Saitta, serve una bellissima palla, Cacciaguerra a Giovannelli. Nel frattempo tra le file del Follonica è entrato in porta il numero 1 e lì arriva e sale a 7 lo score per il Forte dei Marmi. Allora Fabbri per Agresti, Agresti diagonale per Galgani, Galgani a Fabbri, Fabbri per Agresti ancora, Agresti per Fabbri, per Galgani scusate, Saitta, Saitta non controlla ancora e allora stavolta è Del Medico che va al tiro. Ancora Fabbri tenta un'azione individuale. Fabbri per cerca di servire Agresti per palla a 2, allora Agresti riesce a dare palla. Voleva dare palla, scusate, a Galgani. Recupera però sempre Agresti, la dà ora a Galgani, controllato da Cacciaguerra. Scambia ancora con Agresti. Agresti va dietro per Fabbri. Fabbri va in accelerazione, cerca di servire palla, ma è il solito Giovannelli che mette la stecca. Va Galgani, Galgani in mezzo a 2. Invece di andare di piatto cerca di un tiro accompagnato, ma ancora nulla di fatto per il Follonica. E ancora il Forte dei Marmi che gira, intercetta la pallina Galgani da solo, Fabbri arriva dalla distanza, tenta il tiro ma Ciupi è pronto per respingere. E allora Del Medico per Giovannelli, per Kerkes, ancora Giovannelli, scambia con Del Medico. Del Medico attaccato da Agresti, ma controlla sempre il giocatore del Forte dei Marmi, la dà a Cacciaguerra che serve subito Kerkes. Kerkes dietro per Cacciaguerra, gira palla il Forte dei Marmi cercando di trovare lo spazio giusto. Giovannelli punta Galgani, arriva al tiro perché stavano per scadere i 45 secondi di attacco. E allora questa volta è il Follonica che gira palla. Va Fabbri per Talarico. Talarico controllato da Giovannelli, scarica dietro per Galgani, non preciso il passaggio per Agresti, però arriva la palla comunque a Talarico che la dà ad Agresti, ma Kerkes intercetta e porta via la pallina e la dà a Cacciaguerra che la dà a Del Medico. Cacciaguerra cerca di saltare, due giocatori si scontrano, i due giocatori dell'Iren Follonica, Galgani e Agresti. Riesce a uscirne Galgani che però supera di poco la metà del campo. Palla a 2 fischiata dall'arbitro. Fabbri serve Giovannelli che passa in mezzo a 2, ma stavolta è Galgani che porta via la pallina, la dà a Fabbri. Fabbri ma stava per fintare il tiro, ma ha visto Talarico, ha dato una palla troppo veloce per il numero 5 del Follonica
che l'ha vista passare e non è riuscito a intercettarla, ma è sempre il Follonica in possesso palla, sembra un attimino rigenerato dall'intervallo, gira quantomeno un po' più la palla al Follonica. Agresti dietro porta e cerca di mettere in mezzo una palla che sfortunatamente non entra in porta perché è rimbalzata sopra Parastinchi di un giocatore del Forte dei Marmi, ma il portiere Ciupi è stato comunque pronto ad intercettarla. Passati quasi 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, risultato fermo sul 7-0 per il Forte dei Marmi, 3 falli per il Follonica, 4 per il Forte dei Marmi. Galgani gira per Talarico, va da solo Talarico e arriva anche al tiro. Fabbri ha cercato un tap-in con la pallina di rimbalzo, però intercetta Fabbri dalla porta e mette dentro Fabbri un gol. Rivediamo dalla regia l'occasione, vediamo Forte Marmi che sbaglia, intercetta la palla Fabbri, porta via la pallina, va da solo nonostante fosse stato accompagnato da Talarico, ha fatto la scelta per lui giusta, ha sdraiato Ciupi e ha messo la palla facile in porta. Si muove lo score del Follonica, da 0 va a 1, quindi Forte dei Marmi dalla distanza con Giovannelli, respinge Riva, Giovannelli per Cacciaguerra, Cacciaguerra per Del Medico, disturbato da Agresti. Riesce Agresti nel disturbo a portare via la pallina, la dà a Galgani, lungo la sponda per Talarico e mette in mezzo una palla per Fabbri, scusate, che mette in mezzo una palla, scambia bene per Talarico, dà un assist a Talarico e mette in porta una pallina e sono 2. Vediamo che come ho detto prima il Follonica sembra rigenerato, molto probabilmente le parole di Carlo Gucci negli spogliatoi hanno funzionato. Girano molto di più palla i giocatori del Liren Follonica, non c'è più quella voglia di buttare via la pallina in alto, c'è il gioco in questo momento, 3 passaggi in porta e Talarico ha messo a rete. Se la regia ci fa rivedere l'ultimo gol un'altra volta lo commentiamo insieme. Vedete dalla difesa un passaggio per Galgani, lungo la sponda per Fabbri, 2 subito al volo per Talarico, il cameraman ci perde il gol perché si vede lì che mangiava qualcosa, era a mangiare gli spaghetti. Nell'hockey è tutto possibile, mancano 19 minuti e sono tantissimi, ci ricordiamo tantissime imprese, l'ultima è quella del Follonia da 1 a Castiglione che perdeva 5-0 e andava a vincere poi 8-5 e potrebbe essere il caso del Follonica. Forte Marmi gira palla con i 2 Giovannelli, Cacciaguerra scambia con Lorenzo Giovannelli che mette in mezzo pallina ma sfugge via, allora da Agresti va da solo, protegge palla dall'attacco di Cacciaguerra, ancora da solo Agresti, diagonale per Galgani dietro per Talarico voleva sfruttare il blocco di Fabbri, non ci è riuscito, 3 in attacco ma riesce Galgani a recuperare pallina, un attimo di confusione da entrambe le parti, ci vuole un attimino di ragionevolezza, quindi Galgani per Talarico, per Fabbri ancora chiama dalla panchina Gucci, chiama ancora dicendo girate palla, però arriva il Forte dei Marmi con Kerekes, tiro non preciso e allora Fabbri 1 contro 1 con Cacciaguerra riesce a spingere al lato Fabbri, quindi nulla di pericoloso, allora costretta dalla Talarico ad Agresti incrocia con Galgani e Fabbri ancora in accelerazione, c'è il fallo ed è blu
blu per il numero 17 Cacciaguerra. Abbiamo sentito le parole dell'allenatore Facchini dicendo ecco come complicarsi una partita. Giustamente partita, non sbaglio se dico dominata nel primo tempo, il secondo tempo invece un altro Follonica è sceso in pista, Follonica più ragionevole, Follonica che scambia palla. E arriva il primo power play, 2 minuti, quindi fino a quasi 16 minuti dalla fine della partita il Follonica giocherà in 4 contro 3. Fabbri, Galgani, Fabbri, Galgani, Fabbri, Galgani, esce Agresti, tenta un blocco, va a Fabbri, schema per servire Talarico e però non ci casca il numero 7 Kerkes, però è sempre in possesso di palla con Fabbri. Fabbri a Galgani, Galgani ancora a Fabbri, Galgani, Agresti, Galgani, Fabbri, Talarico, lascia la pallina di Talarico per Fabbri, Galgani, Talarico, entra dentro Talarico, cerca di servire un compagno che però non c'è. Arriva dalla distanza il tiro di Fabbri e arriva il fallo di Talarico. Fallo di furbizia perché si stava per innescare un contropiede del Forte dei Marmi. Galgani allora, Fabbri. Continuano a girare i giocatori del Follonica, hanno ancora 32 secondi di power play, devono decidere in maniera migliore. Ora Fabbri, altri 20 secondi. Galgani ancora per Agresti, sbaglia Agresti, intercettato da Kerkes, ma torna in possesso di palla. Galgani, 5 secondi, va il tiro, si ferma il tempo. Esce la pallina, quindi si riprenderà da una rimessa in gioco, una palla a 2 al centropista. Esce Follonica, torna, si ristabilisce la parità numerica, va il tiro Fabbri. Nulla di fatto per l'Irion Follonica. Intervento di Riva. Intanto in A1 il Bassano in casa con il Trissimo pareggia 1-1, il Castiglione in casa con il Giovinazzo sta vincendo 2-1. Agresti, Galgani, ancora scambia con Agresti, Agresti attaccato da Giovannelli, Agresti per Talarico. Dalla distanza Fabbri, cercato una deviazione Agresti, ancora Fabbri, arriva l'infrazione dei 5 secondi. Sulla palla Cacciaguerra. 15 minuti netti alla fine della partita. Forte dei Marmi gira palla con Giovannelli, poi Kerkes, poi a Cacciaguerra,
Va Giovannelli, Lorenzo alza la testa e cerca un compagno, non lo trova, quindi continua a girare palla per il altro Giovannelli e si gira, che però Riva respinge con il cosciale. Ottimo intervento di Riva, però innesca il contropiede del Follonica con Agresti, che la palla era indietro rispetto al giocatore, quindi non è riuscito a dare forza alla pallina. Nulla di fatto. Ottima occasione ancora per il Follonica. Fabbri per il Follonica, serve lungo la sponda Talarico. Siamo ripartiti a servire alla distanza. Riva si sdraia, bravissimo Elia Riva, e con il corpo si oppone a Giovannelli, che lo va anche a scusarsi perché magari nel tiro gli è arrivata una steccata. Giovannelli, Tommaso con Talarico. Agresti dietro per Kerekes, per Giovannelli, Lorenzo, Tommaso scusate, no Lorenzo ho detto bene, ancora Giovannelli, Lorenzo, poi Kerekes attaccato da Talarico, stavolta è Tommaso, dietro a Cacciaguerra, Lorenzo, Tommaso porta palla e riesce a mantenerla Lorenzo Giovannelli, la dà a Cacciaguerra, stanno per scadere 45 secondi, si riparte con il Follonica che è tornato in possesso di palla con Talarico a Galgani, subito per Talarico, subito per Fabbri, vedete come girando palla si riesce ad essere pericolosi. Va Fabbri in accelerazione da solo, sotto gamba di Fabbri, mette in mezzo la palla e arriva il rigore netto. Rivediamo subito l'azione che ha procurato il rigore. Vediamo che l'accelerazione di Fabbri, salta con sottogamba Giovannelli, va al tiro accompagnato e nel mezzo c'era Talarico che voleva fare un tap-in, non ci riesce perché il numero 7 mi sembra l'aggancia per il pattino e lo sdraia. Va Galgani, Galgani davanti a Ciupi, pronto l'arbitro a fischiare, pronto va Galgani e para la pallina di Galgani. Aspettato un attimo in più Galgani a mandare al tiro e Ciupi è stato bravo a chiudere lo specchio della porta. Giovannelli, Lorenzo per Cacciaguerra. Cacciaguerra per Giovannelli, riesce Galgani a portare via la pallina, bravissimo Galgani, arrivano però, non riesce però a superare la metà campo e quindi sono 5 secondi, arriva l'ammonizione per Carlo Gucci per proteste. Gira palla con Cacciaguerra al Forte dei Marmi, serve Giovannelli, arriva un fallo al limite di Talarico su Giovannelli. Chiede la distanza numero 78.
Va Cacciaguerra da solo, controllato da Fabbri. Cacciaguerra ancora, passa nel mezzo a due Giovannelli. Cacciaguerra finta e Riva invece respinge. Due interventi di Riva ottimi, direi. Fallo di Fabbri perché da terra ha toccato la pallina. (11 minuti e 46 secondi alla fine del match). L'arbitro ha chiesto la pulizia della pista. Si riprende con la rimessa in gioco del Forte dei Marmi. Ancora Giovannelli, Lorenzo da a Careches. Careches cerca di mettere in mezzo una palla ma Fabbri gli dice di no e la dà a Talarico. Galgani. Galgani per Fabbri ancora, che parte ancora una volta da solo Fabbri. Cerca di far passare in mezzo alle gambe del numero 7 del Forte dei Marmi la pallina, ma non ci riesce. Ma è sempre Talarico che caparbiamente riesce a tenere palla, poi la lascia lì. Giovannelli Lorenzo affronta esposto non gli dà spazio, la dà dietro quindi a Cacciaguerra per ancora l'altro Giovannelli. Cacciaguerra va a Careches a Giovannelli. Giovannelli, stavolta Lorenzo la dà a Tommaso. Tommaso porta palla, si accentra Tommaso, dà una palla invitante a Careches. Ma Talarico arpiona la pallina, la porta via, la dà dalla parte opposta a Fabbri, che lungo la sponda serve Galgani e dietro per Talarico. Dobbiamo uscire e arriva un altro fallo del Forte dei Marmi di Giovannelli. I falli sono 6 pari. Tira palla al Follonica. Va allora Giovannelli, però riesce a intercettare, va al tiro, respinge Riva. Gira palla ancora il Forte dei Marmi con Giovannelli Lorenzo, la dà Tommaso. Arriva il fallo di Tommaso che abbraccia, cerca di ripartire il Follonica, ma con queste ripartenze non precise si fa altro che favorire il Forte dei Marmi nelle riprese. Una ripartenza veloce si fa quando i passaggi sono precisi, a mio avviso, invece in questo modo non si fa altro che favorire il Forte dei Marmi. Si riparte ancora con il Follone che la dà esposto e perde ancora palla e dà la pallina a Careches, riesce esposta a tornare in possesso della sfera, la dà a Talarico, attaccato ancora da Careches, altro fallo stavolta del Follonica e allora il Forte dei Marmi batte veloce tra Giovannelli e Careches. 7 falli pari
Fabbri cerca di servire esposto, ma la palla rimbalza nei pattini di Giovannelli. Tommaso che lungo la sponda serve Creches, ma Galgani fa bene la guardia e gli porta via la pallina. Galgani ancora per Fabbri va in accelerazione, ancora Fabbri mette in mezzo una palla. Il Follonica riesce a recuperarla con Fabbri, che però la perde ancora. Guadagno di Giovannelli che va al tiro e sorprende Rialiva, che fino a questo momento aveva espresso degli ottimi interventi, e arriva all'8º gol per il Forte dei Marmi. Chiesto time out da Carlo Gucci. Intanto è entrato Alessandro Frare tra le fila del Follonica, tenta un tiro dalla distanza Fabbri, intercettato dal pattino di Giovannelli, palla a 2 dall'angolo in basso a sinistra del portiere del Forte dei Marmi, e allora proprio Frare da dietro per Fabbri, che arriva invece intercetta Giovannelli, è andata al tiro e Riva ha risposto benissimo, ma la pallina è sempre in possesso del Forte dei Marmi. 7 minuti e 43 secondi alla fine della partita. Giovannelli Lorenzo lo dà a Cacciaguerra lungo la sponda per Giovannelli. Tommaso, Lorenzo arriva, grande l'intervento di Riva, il primo intervento. Il secondo purtroppo, se ci fa rivedere la regia il gol, vediamo che Riva si è steso per parare il primo intervento. Rivediamo il gol, vediamo Cacciaguerra, poi subito Giovannelli dà la palla a Cacciaguerra, Riva si stende, però Tallarico non segue Lossi e Lossi va al gol. E allora Frare per il Follonica, Fabbri davanti alla porta, perde palla Fabbri, Cacciaguerra per Giovannelli. Giovannelli, Tallarico va via da solo, fa tutto da sé Tallarico, e Ciupi gli toglie il gol con il casco. Fabbri da Giovannelli dietro a esposto, Tallarico, ancora Tallarico, salta Giovannelli, non controlla palla, va Fabbri, ha esposto a Giovannelli, Tallarico, perde palla a Tallarico, allora va via Giovannelli. Tommaso ancora, ma esposto, riesce a intercettare la pallina e arriva il blu per Fabbri.
blu e il rigore per il Forte dei Marmi, perché se rivediamo veloce, se ce la fa vedere la regia veloce, vediamo entra Lossi, arriva la steccata al pattino di Fabbri in area e quindi il rigore, 2 minuti di power play per il Forte dei Marmi ovviamente. Ricordo che anche se il numero 78 andrà a segnare il rigore non si ristabilisce la parità numerica, perché comunque la superiorità numerica rimane per 2 minuti. Novità di quest'anno, tolto appunto il tiro di prima e il rientro in pista del giocatore. Arriva il gol di Giovannelli e si va a cifra doppia. Intanto il Forte dei Marmi ha cambiato il portiere, è uscito Ciupi ed è entrato il numero 10 Giulio Bacci. Palla lanciata lontano da Esposto di Talarico. Intanto è entrato anche Pucciarelli per il Forte dei Marmi. Ancora Giovannelli con Cacciaguerra. Giovannelli va, serve Lossi. Lossi cerca di andare al tiro, non ci riesce. E allora Giovannelli finta. Da Lossi ancora Giovannelli, ancora Cacciaguerra. 5 minuti alla fine della partita e 5 secondi alla fine dell'azione d'attacco del Forte dei Marmi. Arriva il fischio della sirena, scaduti 45 secondi dell'azione d'attacco. Esposto sulla palla, Esposto e Frare che da una distanza il giocatore del Follonica cerca di dare una palla dietro Frare per Talarico, non ci riesce e arriva l'11° gol di Cacciaguerra. Ha dato palla indietro Frare, intercettata dal giocatore del Forte dei Marmi. Talarico ancora, perde palla anche Talarico, ormai allo sbando la difesa del Follonica. In 3. Quattro minuti e 40 secondi alla fine del match. Risultato pesante per il Follonica. È arrivato il tiro di Giovannelli, respinge con il petto Riva, va a Talarico da solo, non riesce il tap-in a Frare. Molto più reattivo i giocatori del Forte dei Marmi, non danno spazio nonostante il risultato. Va Esposto da solo, ancora Esposto. Cerca di servire dietro una palla, mancanza proprio di precisione, di attenzione. È la seconda palla nell'arco di 3 o 4 minuti e si perde cercando di servire dietro, invece si serve il giocatore avversario. Giovannelli, va Giovannelli da solo in area e arriva il 12° gol di Giovannelli, indomito. Abbiamo MVP del match, numero 78 del Forte dei Marmi. Vediamo il replay, va via Frare, scusate, ad Agresti, si trova davanti alla porta, nulla può Elia Riva. Agresti per Talarico, Talarico lungo la sponda, ancora questi passaggi
filtranti, invece gira palla Esposto, sbaglia ancora Esposto, mancanza proprio di precisione. Ormai speriamo finisca la svelta la partita, altrimenti si rischia veramente una grossa imbarcata. Vediamo che tutti i ragazzi sono in difficoltà, passaggi sbagliati. Arriva Agresti ad Esposto, Esposto ancora ad Agresti che va da solo, Agresti da solo davanti alla porta, poca potenza nel tiro di Agresti, facile la respinta di Bacci. Ancora il Forte dei Marmi, fallo del Follonica, arrivano 9, si accende anche la luce rossa per il Follonica. Forte dei Marmi serve al numero 6 Bersonelli. Bersonelli ha il Follonica con Agresti. Agresti per Esposto. Talarico va, mette in mezzo una palla. Talarico, palla forse troppo forte, sicuramente lo era per Esposto, che non è riuscito a deviarla in porta. Agresti da solo, va Agresti da solo, ristabilita la parità numerica intanto per Follonia. Agresti dietro per Esposto, Esposto a Premoli, Premoli cerca di controllare palla, attaccato (5 secondi fischiati al Follonica). 1 minuto e 35 secondi alla fine di questa partita. Risultato per 12-2 del Forte dei Marmi su un Follonica che sembrava che avesse ripreso un po' il gioco all'inizio del secondo tempo, e invece purtroppo non è riuscito a costruire azioni importanti, e il Forte dei Marmi dopo 5-10 minuti è tornato a dominare nuovamente la partita. E lì arriva, interviene su Lossi (1 minuto e 10 e 9, scusate). Intanto aggiorniamo i risultati della 1, sempre pareggio a Bassano tra Trissino e Bassano. Il Castiglione invece da vincere in casa sta perdendo 4-3. Veramente l'hockey per questo punto di vista è veramente un bellissimo sport, fino all'ultimo momento, finché non fischia la sirena il risultato non è certo. E allora Lossi per Bersonelli cerca di scambiare con Lossi, però non raccoglie l'invito di Bersonelli. Allora Premoli per Esposto non aggancia perché è disturbato da Lossi. Mancano 23 secondi alla fine della partita. Giovannelli va da solo, ancora inesauribile Giovannelli, non mi sembra che abbia mai avuto un cambio, abbia giocato tutta la partita dall'inizio fino alla fine. Veramente elogi a questo ragazzo. Del Forte dei Marmi. Manca un secondo, si riprende, suonerà subito la sirena e arriva alla fine della partita. Risultato pesante per il Follonica, 12-2. E niente, le rivediamo veloci, no, rivediamo veloci i gol.
Nel frattempo io vi saluto, vi auguro buon Natale, buon inizio, perché la prossima partita in casa dell'Irion Follonica di A2 è il 6 di gennaio, quindi vi auguro a tutti quanti, tutti appassionati, tutti quelli che ci hanno seguito quest'anno, auguro veramente un Natale sereno, buona fine e un ottimo inizio per la stagione sia hockeyistica che personale, quindi vi faccio i nostri migliori auguri sia da parte mia che da parte di tutto lo staff del Follonica Hockey. Un saluto a tutti da Pallarmeni, è tutto, a risentirci a gennaio.